porpora con riflessi violacei, quindi di tutto e per tutto nel colore del novello. L'intensità è una buona intensità, una complessità sufficiente, la qualità invece è buona. Un po' penalizzare al gustativo, infatti gli ho dato una discreta persistenza e una qualità sufficiente, mentre invece struttura, equilibrio e intensità è buona. L'armonia, ripeto, poteva essere tra il buono e il sufficiente, per cui a me mi viene un 78, però poteva essere anche 75 se decidessi in ultima analisi di mettere l'armonia sul sufficiente piuttosto che sul buono. Rispetto alle sensazioni finali ha una chiusura un po' dolciastra, questo vino in bocca, per cui questa l'ho un po' penalizzato per quanto riguarda sia la persistenza che la qualità. A punteggio invece come siamo? Quanto? 77. È uguale. Io 82. 82. 74. 74. 76. 76. Gerardo. Tiro le somme sul nostro conto. Maria Costa. Io l'ho penalizzato, 63. 63. Anche a me è uscito 68. 7, 8, sì, 8. 6, 8. Ah, sì, 8. Roberto. Sto facendo Alessandra. 80. 77. 77. Quindi bene o male. Tu? 72. Bene o male, te l'ho detto, io decidendo di abbassare un po' l'armonia per questa chiusura leggermente dolciastra, le avrei dato, l'avrei passata a 75, perché togliendo 3 punti di armonia mi darebbe 75, però posso lasciarli anche stato perché un legge di 3 punti abbiamo sempre Comunque per cava sotto l'aspetto gustativo, sì, sicuramente. E anche quella vena dolciastra tende un po' a mascherare secondo me un po' di... cioè aveva un po' di raspo finale. Sì, ovviamente ti rimane questa vena dolciastra che va a penalizzare l'armonia. Per sapere invece chi, prendiamo una casa adesso per esempio, un punteggio più basso per vedere dove l'hai penalizzato. Sì, parte bene con l'esame visivo, i requisiti che deve possedere il novello e quindi sono buoni per me, ecco, su 80 centesimi. L'olfatto ho iniziato un po' a penalizzare perché non aveva quella intensità di aromi che comunque erano presenti, quindi qualitativamente sufficiente. Sul gusto olfattivo avrei potuto anche penalizzare un po' di più perché c'era un finale che raschiava, che era mascherato dall'ingresso dolciastro finché poteva, poi emerge, affiora e rimane un finale tutt'altro che piacevole. Lo penalizzi poi sulla persistenza, la qualità e anche l'armonia può essere penalizzata, però... E anche il primo campione dove Sì, ovviamente. Infatti... Comunque tutto sommato ci siamo. Va bene.